Devo scusarmi perché sono praticamente senza voce e quindi non sarà molto chiara la dizione. Un secondo inconveniente, ma questo credo posso comunicarlo con vostro sollievo: non funziona la chiavetta dove avevo preparato una serie di diapositive, quindi almeno questa seccatura vi è risparmiata. L'atto di morte dell'astrologia è stato redatto circa 3 secoli e mezzo or sono dal matematico e ingegnere idraulico Geminiano Montanari, professore nello studio di Padova, il quale nel 1685 pubblicò L'astrologia convinta di falso col mezzo di nuove esperienze e ragioni fisico-astronomiche, ossia La caccia del frugnuolo, opera dal bizzarro titolo di evidente sapore barocco. Frugnuolo è la lampara che durante la pesca notturna attira e fa catturare i pesci, ma in realtà modello di solido e rigoroso metodo scientifico. Infatti il Montanari, per dimostrare l'inconsistenza dell'ipotesi che gli astri, in virtù dei loro moti e delle posizioni reciproche o aspetti, influiscano sulle sorti umane, e per denunciare l'inattendibilità dei pronostici che se ne traevano, ricorse sistematicamente a sofisticati criteri di verifica e persino a una macchina di sua invenzione capace di generare responsi casuali da confrontare con i responsi degli astrologi, con il risultato catastrofico per le fortune dell'astrologia che il suo randomizzatore ci azzeccava meglio e più spesso di loro. Invero, diffidenze e divieti avevano da sempre investito i matematici, così erano chiamati in antico. Genus hominum potentibus infidum sperantibus fallax, quod in civitate nostra, Roma, et vetabitur sempre et retinebitur. Qualità di gente malfidata per i potenti, fallace per chi spera, che nella nostra città sarà sempre vietato e sempre ci torneranno. Secondo il noto e severo giudizio di Tacito, si giudicava soprattutto pericolosa e potenzialmente eversiva per i sommi poteri la predizione di ascese e di destituzioni imperiali, tanto che il più esauriente trattato latino di astrologia, i Mathesios Libri Octo di Firmico Materno, invitava gli astrologi ad astenersene prudentemente. Tutte le citazioni che ho qui in latino le leggo nella traduzione, non vi infliggo il latino. Infatti, scrive Firmico Materno, il solo imperatore non soggiace ai moti celesti ed è il solo sul cui fato le stelle non hanno potere di sentenziare. Ma forse non è da sottovalutare l'ipotesi che talune manifestazioni ostili proponessero già in antico l'ancor oggi ricorrente conflitto tra scienza e impostura, tra le istanze di razionalità e oggettività, sia pur maldirette, ma a loro modo scientifiche, cui si ispiravano i più rispettabili astrologi, e a contrasto sia una pregiudiziale e purtroppo sempre ricorrente diffidenza verso la scienza in genere, sia gli interessi di caste che vedevano minacciata dal razionale calcolo dei moti celesti l'attendibilità delle loro previsioni tratte dal volo degli uccelli, dal becchime delle galline e dalle frattaglie delle vittime sacrificali.
E in effetti, prima di essere consegnata al suo attuale destino di stolta e fraudolenta superstizione, ratificato nel 1751 dall'articolo di D'Alembert che D'Alembert le dedicava nella grande Encyclopédie, l'astrologia era stata per millenni in Oriente e in Occidente una scienza rispettabile, cui avevano dato un certo credito persino Keplero e Galileo, che ambedue, come è noto, compilarono oroscopi. Li sbagliarono tutti in verità. E come una vera scienza aveva avuto persino i suoi martiri, fra quanti, come Cecco d'Ascoli, arso vivo nel 1327, ne avevano accentuato una deriva rigidamente deterministica nella cosiddetta astrologia giudiziaria, sostenendo che il corso degli eventi futuri è con stretta, assoluta e non modificabile necessità condizionato dalle influenze dei corpi celesti, così da renderle insieme prevedibili con certezza, da renderla insieme prevedibile con certezza e inevitabile, ma in questo modo ponendo in discussione il libero arbitrio e la responsabilità individuale. In realtà la previsione del futuro, contrariamente a quanto comunemente si crede, non fu per nulla il principale obiettivo dell'astrologia nella sua più nobile configurazione antica e medievale, bensì piuttosto uno strumento per mettere in ordine e interpretare caratteri umani e biografie, tant'è vero che si compilarono e si raccolsero in voluminosi trattati, quali il Tractatus Astrologiae del vescovo Luca Gaurico, edito nel 1552, gli oroscopi di insigni personaggi già morti da tempo, intesi come succinti ma fedeli e completi profili biografici e morali. Si avverta, insomma, che un troppo radicale disdegno illuministico finirebbe per obliterare i cospicui connotati accattivanti e i molti meriti che la storia della letteratura, delle arti figurative e persino la storia della scienza deve obiettivamente riconoscere all'astrologia. Basti ricordare, soltanto a mo' di esempio, le impressionanti serie di affreschi astrologici medievali e rinascimentali nel Salone a Padova, nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara, nella Villa Farnesina a Roma. In realtà, l'astrologo antico e medievale, greco, latino o arabo che fosse, praticava l'osservazione diretta del cielo, conosceva a fondo le leggi dei moti celesti, ancorché concepiti e interpretati secondo la cosmologia aristotelico-tolemaica, e non era ben distinto dall'astronomo propriamente detto, anzi le due figure per lo più coincidevano, come già era avvenuto ad esempio per Tolomeo, il quale da astronomo stabilizzò il sistema che da lui prese il nome nella Mathematicae Syntaxis o Almagesto, e da astrologo indagò gli influssi celesti nei 4 libri Apotelesmaticon o Tetrabiblos, facendo notare che tanto l'astronomia propriamente detta quanto l'astrologia, ovvero l'astronomia apotelesmatica come Tolomeo la definiva, hanno una finalità predittiva, rispettivamente circa i moti degli astri e circa i loro effetti terreni, cosicché utile e necessaria è appunto la sintaxis o coordinazione di entrambe le ricerche. E circa l'indagine apotelesmatica, Al-Bumasar, l'autorevole astronomo arabo vissuto nel IX secolo, il cui Liber Introductori Maioris ad Scientiam Indiciorum Astronorum, tradotto in latino nel XII secolo, fece autorità in Occidente. Al-Bumasar dunque ammoniva che solo gli ignoranti di astronomia avrebbero potuto diffidarne. Si oppongono a questa seconda specie di astronomia soltanto coloro che non hanno nulla a che fare con la scienza e con la conoscenza e l'interpretazione dei corpi celesti.
2 secoli dopo, l'astrologo forlivese Guido Bonatti, celeberrimo al suo tempo e noto a Dante, che peraltro lo pone all'inferno, affermava addirittura che l'astronomia apotelesmatica o astrologia che dir si voglia è la regina delle scienze. La conoscenza delle stelle è più nobile delle altre scienze, tranne la metafisica, e tuttavia nemmeno quella si può conoscere e possedere completamente se non mediante la scienza delle stelle. Ma a parte queste millanterie, all'astrologia araba e mediolatina si devono riconoscere taluni valori non trascurabili. Non occorre ricordare come fino a Copernico e a Galileo i cosmologi proponessero un universo segnato da una profonda e inconciliabile diversità fra il basso mondo sublunare e, da una parte, composto degli elementi terra, acqua, aria, fuoco che variamente combinandosi danno luogo ai corpi soggetti a generazione e corruzione, e dall'altra parte i cieli, cioè le sfere concentriche solide ancorché perfettamente traslucide e invisibili, che ruotavano attorno alla Terra immobile e si pensava trascinassero nel proprio moto circolare i pianeti giacenti sulla propria superficie, incorruttibili e perfetti per forma sferica e per moti circolari, concentricamente disposti dal cielo della Luna sino alla volta stellata. Per la Luna, in specie, pianeta, secondo gli astrologi antichi e medievali, dei quali soltanto mi occupo, femminile, freddo, umido e notturno, è già da tempo riconosciuto e correttamente interpretato da loro quale causa prima delle maree, pur senza comprendere fino a Newton per quale virtù potesse agire sul flusso delle acque, anche l'analogia tra la durata del ciclo lunare e le cadenze della fisiologia femminile parve confermare un peculiare, più stretto rapporto tra la natura di quel corpo celeste e la vita sia biologica, sia morale, sia sociale degli esseri umani. Rapporto facilitato e confermato dalla vicinanza dell'astro e dalla quantità e vistosità dei fenomeni che era possibile osservarvi, come dichiara, fra i tanti, l'astrologo arabo del secolo XI, noto in Occidente col nome di Albohasen Ali o semplicemente Ali. La Luna, non meno degli altri pianeti già nominati, tramuta tutti i corpi e di essa, sia per la vicinanza, è infatti più vicina e meglio osservabile degli altri pianeti, sia perché così richiedono l'ordine e il vero metodo, dobbiamo dire qualcosa. Quale causa delle maree e signora delle acque, la Luna è perciò stesso, secondo Albohasen Ali, fonte e arbitra di vita. La natura della Luna è fredda e umida. Essa è regina e governatrice delle notti e ha potere sul mare nell'alta e bassa marea. Ogni prodotto dell'acqua proviene dall'opera sua e dall'aumento e influsso suo dipende l'incremento nelle midolla e nel cervello di ogni essere vivente, uomo o animali. Così Albohasen Ali. Delle fasi e delle eclissi lunari Albohasen Ali dà conto mediante una curiosa, ma nella sostanza abbastanza pertinente, divagazione metaforica, in cui quei fenomeni sono paragonati alle mutevoli fluttuazioni di favore e di fedeltà tra un monarca, il Sole, e il suo primo ministro, la Luna.
la luna sta rispetto al sole come rispetto al suo re un primo ministro, al quale il re conferisce potere e dignità e se lo fa amico. Infatti il sole governa la luna con la propria luce e fortezza finché non perviene in opposizione, e qui le resiste e diminuisce la sua luce e le toglie ciò che le aveva prestato e dato in potere, e la tratta al modo di un re che per un certo tempo esalta il proprio ministro e lo prepone al popolo e alla propria gente, finché colui, reso grande, si pretende re e si vanta di essergli pari. Così il sole agisce con la luna, togliendole ciò che le aveva prestato e sminuendola fino al novilunio. Sono molto belle queste pagine degli astrologi, sebbene guastate dalla traduzione latina molto avventurosa fatta intorno al XII secolo, che a volte mostra di non comprendere il testo originale. Ma sono testi che non esistono in edizioni praticabili normalmente. Io attingo o a edizioni al più tardi 400-500 o i manoscritti. Ne veniva di conseguenza la convinzione degli astrologi che all'influenza delle eclissi soggiacessero soprattutto insurrezioni contro i poteri costituiti e altre allarmanti vicissitudini collettive di portata storica. Non si deve trascurare l'eclissi del secondo luminare, dal momento che dopo siffatte eclissi del Sole e della Luna, i poveri, i plebei e le persone cattive insorgono contro il loro re e contro i loro ministri, e considerandoli da poco li trattano male e i regni si mutano e compare molta gente malvagia. Delle fasi poi della Luna, fenomeno considerato unico e peculiare fino alla scoperta galileiana delle fasi di Venere, era ovvia la connessione astrologica alle 4 età dell'uomo. La Luna, oltre che ad altre cose, si assimila, ovvero si paragona, alle 4 età dell'uomo: la puerizia, la gioventù, la virilità e la vecchiaia, perché anch'essa in certo modo sembra morire e nascere quando si avvicina al Sole e se ne allontana. È sempre il medesimo astrologo. Altrettanto ovvia la correlazione fra i defectus lune e le alterne vicende della fortuna. Messahallah, il più antico tra i grandi astrologi arabi, secolo VIII-IX, nel trattato De Significatione Planetarum in Nativitate, ammonisce: sappi che tra i 7 pianeti non ve ne sono altri la cui fortuna o sfortuna varia più velocemente della Luna, e ciò avviene per le molte differenze e combustioni loro. Tutti poi ricordano, se non altro nell'impressionante interpretazione musicale di Karl Orff, il medievale Carmen Buranum, o fortuna velut luna statu variabilis semper crescis aut decrescis, o fortuna come la luna variabile per natura sempre cresce o decresci, eccetera. Molte altre cose poi, non meno influenti, erano visibili sul disco stesso della propinquissima luna. In primo luogo le macchie, che contraddicevano il postulato aristotelico-tolemaico dell'assoluta purezza e omogeneità della materia costituente i corpi celesti, e che, variamente interpretata dalle credenze popolari, popolarissima quella ricordata anche da Dante, che vi scorgeva l'immagine di Caino oppresso da un fascio di spine, faceva accanire i dotti, sino e addirittura oltre la pubblicazione del galileiano Siderius Nuncius, in ardue disquisizioni che riportassero l'anomalia entro i confini della creduta normalità aristotelico-tolemaica.
Non per nulla, proprio Dante, nella Cantica del Paradiso, avviando dal cielo della luna il proprio itinerario attraverso le 9 sfere dell'universo, ritenne necessario porre a Beatrice il quesito circa la loro natura. Ma ditemi, che son li segni bui di questo corpo, che laggiuso in terra fan di Cain favoleggiare altrui? Che cosa Beatrice risponda, adducendo anche una curiosa e elaboratissima esperienza mediante 3 specchi, non importa qui. Di fatto, il poeta, inaugurando il criterio di ispirazione prettamente astrologica, secondo cui le anime beate muovono ad incontrarlo nel cielo del pianeta che ne ha condizionato la rispettiva virtù, incontra nell'orbe della luna figure di donne virtuose, solo figure di donne, perché la luna appunto è pianeta femminile, di donne virtuose bensì e sofferenti violenza, ma implica, come appunto la luna è immacolata, così anche loro, Piccarda Donati e Costanza d'Altavilla, non sono state fermissime nel serbare i voti monacali anche a costo della vita, quando un'ingiusta violenza le strappò al chiostro. Peraltro, i commentatori danteschi, cui l'astrologia è poco familiare, ignorano che nel riservare il cielo della luna a quanti non hanno mantenuto i loro voti e nella successiva discussione sui voti manchi nei canti 3-5 del Paradiso, Dante si è probabilmente ispirato a un passo del succitato astrologo Guido Bonatti. E quanto alla fede, la luna significa la religione, poiché i lunari per lo più sono religiosi, soprattutto in gioventù. Tuttavia, talvolta non mantengono bene i voti a Dio e di rado perseverano bene negli ordini religiosi e diventano zimbello del popolo. Il testo latino ha qui una bella citazione di Orazio, Fabula Vulgi. Ma circa la luna non intendo addentrarmi oltre fra le minutissime condizioni, proprietà, eccezioni alla proprietà, distinzioni, varianti delle eccezioni, riserve, esaltazioni, debilitazioni e tutta l'infinita serie di espedienti con cui i cultori della disciplina si garantivano un fitto reticolo di cavillose vie di fuga. Vi è però nei trattati antichi e medievali di astrologia un capitolo relativo alla sua influenza che non manca di fascino e di valore, ed è quello che, senza avventurarsi in aleatorie previsioni di precisi eventi futuri, si proponeva di individuare sembianze fisiche e caratteri morali di quanti soggiacessero sin dall'istante della nascita all'influenza attiva degli astri che proprio allora occupassero in cielo posizioni significative quali l'ascendente o il medium celi. Giacché, per esempio, secondo il già ricordato Albohazen Ali, non a caso si generano le forme e nemmeno senza l'irradiazione dei pianeti e delle altre stelle si procurano i caratteri. Anche se logicamente si dubita del presupposto, sta di fatto che esso ha ispirato per millenni una suggestiva variante dell'astrologia che minutamente ha indagato e classificato con singolare finezza di osservazione atteggiamenti del corpo, lineamenti del viso, inclinazioni morali e intellettuali, variabili del carattere individuale, in certo modo occupando lo spazio che modernamente, con credito non sempre maggiore di quello attribuito all'antica disciplina, si assegna ad antropologia, sociologia, psicologia, psicanalisi e loro derivati. Dante, per esempio, crede fermamente e si gloria di essere nato sotto l'influenza del segno zodiacale dei Gemelli
e di Mercurio loro dominus, le gloriose stelle di gran virtù cui in un passo del paradiso attribuisce tutto qual che si sia il suo ingegno. E lo strano è che tutto quanto da storici legittimamente sappiamo circa la sua eccezionale personalità morale e intellettuale corrisponde quasi alla lettera con ciò che gli promettevano i testi astrologici di maggiore autorità nel Medioevo. A proposito della Luna, dunque, mi restringerò a un incompleto florilegio di quelli che La Bruyère e i grandi moralisti del 6-700 avrebbero definito caractère, ritratti fisici e morali di varia umanità, tracciati con straordinario acume, attribuendone l'origine all'influsso del pianeta, ma in realtà frutto di attenta osservazione di fisionomie e atteggiamenti e casi reali, destinati a ricomparire per secoli nei ritratti e biografie di artisti e personaggi letterari. Sui casi di chi soggiaccia all'influsso della Luna già si soffermava minuziosamente il già menzionato Messahallah nel trattato De Significatione Planetarum in Nativitatibus, distinguendoli secondo la posizione dell'astro rispetto agli altri pianeti nel momento della nascita di un individuo. Per esempio, chi nascesse mentre la Luna si mostra presso Venere, importune aget in domo sua, non si comporterà molto bene in famiglia, che non sarebbe un buon marito e andrebbe incontro a una travagliata vita domestica tra moglie e amanti. Qui mi limito, in conclusione, a riportare un breve tratto di Messahallah relativo all'influsso della Luna quando si trovi nella zona o terminus di Mercurio. Se la Luna si sarà trovata prossima a Mercurio, sarà, chi nasce in quel momento, un valente scrittore e nel suo cuore nutrirà molte riflessioni e inclinazioni e da questo evento trarrà profitto e sarà uomo di corte, sovraintenderà gli ordini di principi e gli scrittori lo terranno grande e caro e servirà il popolo e sarà di buon senso e buon consiglio e lo scopo del suo operare sarà buono se Dio vorrà. Appunto, l'astrologia è una bella cosa, però insomma, se Dio vorrà, ecco, erano prudenti questi astrologi. Circa la sinergia della Luna e di Mercurio, un altro rispettato astrologo arabo del X secolo, noto in Occidente come Alcabizio, sostanzialmente concorda, ribadendo che essa significat rhetoricam id est facundiam et bonitatem lingue et scripturam. Non occorre tradurre. Sobriamente incisivo, invece, il cenno di Albohazen Ali, la luna bianca, di bel viso e di bell'aspetto, amante della quiete, di bella barba, di colore chiaro, di corpo sano, di buon carattere, lunga e di complessione umida. Oscilla il soggetto tra la luna e l'influenzato dalla luna e la traduzione appunto letterale dall'arabo io non sono in grado naturalmente di verificare. Molto più completo e nell'insieme persino più divertente e istruttivo il ragguaglio di Albumasar. Della Luna Albumasar si è occupato secondo due prospettive differenti in due distinti trattati, ma io mi limito a quanto ne dice nel Liber Introductori Majoris ad Scienziam Iudiciorum Astronomum. In questo trattato Albumasar dà maggior spazio alla configurazione fisica e morale di chi dalla Luna riceverebbe alla nascita l'impronta di una propria personalità. È in questa seconda accezione una pagina di cui mi permetto di citare almeno qualche tratto per intero, perché essa mi sembra un bel documento di ciò che l'astrologia, in sé fallace, ha pure insegnato a pittori, scultori, narratori, poeti,
sull'arte di osservare, di comprendere e di rappresentare la molteplicità delle condizioni e fisionomie umane. La luna è il luminare della notte e la sua natura è fredda e umida, flemmatica. In essa il calore è accidentale perché la sua luce proviene dal sole ed è leggera, abile in ogni cosa, desidera gioia e bellezza ed ama essere lodata. Significa anche acutezza di spirito e geometria e scienze della terra. Ecco, i geometri che sono presenti sappiano che insomma, la luna li protegge. Geometria e scienza della terra e delle acque, e dimensione e quantità loro, e tutto ciò che appartiene alla geometria. E significa donne che hanno titolo di nobiltà, e i matrimoni, e ogni donna incinta. È signora con i signori, è servo coi servi. E con ogni persona si conforma alla natura di quella, facile a dimenticare, timido, semplice di cuore, alieno da ogni male, onorato dalla gente e disposto a sopportarla. Non sa tenere nascosto il proprio segreto e significa molteplicità di malattie, sorvegliato atteggiamento del corpo, tonsura di capelli, abbondanza di cibo e scarsità del coito. Questo lo dice l'astrologo. Insomma. Invece dell'ancor più ampia trattazione che Guido Bonatti, riassumendo e coordinando le indicazioni di tutti i più autorevoli astrologi, antichi e medievali, dedica alla Luna, riporterò soltanto per concludere un brevissimo frammento, donde riesce confermata l'utilità della letteratura astrologica medievale quale perspicace rappresentazione della natura umana e delle sue vicende. Circa il rapporto o complexio della Luna con Mercurio, il Bonatti descrive così chi, nascendo, l'abbia in opposizione. Sarà loquace e verserà molte parole vuote e inutili, né vorrà concedere agli altri la possibilità di interloquire. Interromperà le loro parole, ma non permetterà che interrompano le sue. La Luna magari non c'entrerà per nulla, ma il carattere è colto in pieno. Grazie.